La cronaca in apertura perché, come avete sentito dai nostri titoli, quella di oggi è una giornata da dimenticare sul fronte degli incidenti sul lavoro. A Fusina è morto un uomo di 77 anni schiacciato da una lamiera. È grave invece un muratore di 74 caduto da un'impalcatura a Mira. E intanto si torna a discutere sul problema di chi ancora lavora in età molto avanzata. Maria Teresa Laudando e Marco Madini. Due incidenti sul lavoro oggi nel veneziano ci fanno riflettere sulle condizioni del mondo produttivo in questi tempi di lieve ripresa da una profondissima crisi economica. Nel primo ha trovato la morte un uomo, un anziano di ben 77 anni, Remo Di Lete, originario di Frosinone ma residente a Mira, forse socio della Eco Sider Metal Recycle, azienda che tratta scarti ferrosi. L'uomo stava tagliando una lastra di acciaio presso le costruzioni navali venete di Fusina. La lastra ha ceduto all'improvviso e l'uomo è rimasto schiacciato. Nel secondo incidente accaduto a Oriago di Mira, ancora un anziano, il titolare 74enne di un'impresa edile, è caduto dalle impalcature completamente fuori norma durante la ristrutturazione di un capannone ed è rimasto gravemente ferito. Un 77enne non ci dovrebbe essere sul luogo di lavoro, insomma, semplicemente. Sicuramente c'è da considerare una cosa, che la poca ripresa che c'è è tutta basata sullo sfruttamento, sulla riduzione dei costi, sulla compressione dei diritti. Credo che non ci siano casualità, non ci siano fatalità. Quando accadono queste cose non piovono dal smalcedo, significa che qualcosa non ha funzionato. Sarà appunto la magistratura che si occuperà di questo. Sicuramente è intollerabile. Nel Veneto da gennaio a oggi sono morti 83 persone sul lavoro e questo credo che la dica lunga sulla qualità della ripresa, sulla qualità del lavoro, sul periodo che stiamo appunto vivendo.